tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi vi ho portato veramente tanti reperti perché oggi voglio parlare del Bari del 91-92, una retrocessione inaspettata e una retrocessione cocente per una tifoseria che aveva sognato nell'estate del 1991 perché il presidente del Bari Matarrese voleva un Bari da Coppa UEFA, voleva un Bari da Europa e si è ritrovato invece un Bari da Serie B. Tanto che io tiro fuori le cose, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui io posso estrarre veramente tanto perché ci sarebbe da mostrare praticamente tutto del Bari 91-92, tutte le giornate. Intanto qui vi faccio vedere l'album del 91-92, quello che ne è rimasto perché purtroppo è ormai ridotto in pezzi. Che cosa succede nell'estate del 1991? C'è una sorta di rivoluzione a Bari. Il Bari si è salvato alla penultima giornata battendo il Milan con doppietta di João Paulo. Pensate che quella fu l'ultima sconfitta dei rossoneri prima di quella del marzo del 93 contro il Parma, firmata da Aspriglia, e delle famose 58 gare consecutive in campionato senza sconfitte per il Milan. Matarrese capisce una cosa, che Bari è una grande piazza con un grande pubblico, ha lo stadio nuovo perché il San Nicola è stato costruito appunto per i mondiali del 1990, ma è uno stadio da 60.000 posti, è uno stadio certificato per l'UEFA, insomma disponibilità economica ne ha, vuole costruire una squadra che possa quantomeno provare a lottare per arrivare in Coppa UEFA. Va via Maiellaro. Pietro Maiellaro era stato un grandissimo protagonista, vi ho anche raccontato la storia della sua carriera che potete cercare nel mio canale, nella playlist. Va via Raducioio, arriva in Italia intanto il difensore croato Robert Jarni, che poi giocherà anche col Torino, con la Juventus, con la nazionale croata. Arriva David Platt dall'Inghilterra, che è veramente un colpo da 90 perché Platt ha giocato e da protagonista i mondiali del 1990 con l'Inghilterra, arriva dall'Aston Villa. C'è anche Federico Giampaolo, che è una promessa del settore giovanile della Juventus e che è peraltro il fratello di Marco Giampaolo, l'allenatore attuale del Lecce, insomma, che tutti conoscete. Arriva Boban in prestito dal Milan, che verrà tesserato solamente a novembre. E poi arriva Frank Farina, che qui non c'è perché l'album uscì sotto Natale, uscì a gennaio, quindi quando Farina ormai era già andato via, che è il centravanti della nazionale australiana, considerato un bomber e che in Italia invece non vedrà praticamente palla. Mi ricordo un Bari Milan 0-1 con Farina che davanti al portiere praticamente si accascia a terra, non riesce neanche a toccare il pallone. Insomma, il Bari ha velleità di metà classifica nelle famose griglie stile Formula 1 dell'estate. Viene indicato come una squadra che avrà il compito e le possibilità di salvarsi abbastanza serenamente, senza patemi, nel girone d'andata e poi potersi divertire nel girone di ritorno e vedere un po' che cosa accadrà. Questa cosa in realtà la farà una corregionale del Bari, cioè il Foggia di Zeman. Il Bari invece si ritroverà ben presto impantanato in situazioni abbastanza complicate di classifica. Alla prima giornata, domenica 1 settembre 1991, il Bari esordisce al San Nicola pareggiando 1-1 contro il Torino. Segna Platt, che pareggia il gol di Mussi. Io ve l'ho portata qui la partita anche per farvi vedere che ecco la prima, l'esordio. Facciamo così in modo che evitiamo problemi con le luci e quant'altro. Eccola qui, Bari Torino 1-1, gol di Mussi e di Platt. Vedete il rigore di Platt. L'inizio è discreto, anche perché il Bari alla terza giornata affronta la Sampdoria, campione d'Italia, in carica, e qui c'è la prima svolta negativa del campionato perché si fa male João Paulo, che era indicato come uno dei grandi protagonisti del Bari, lo era stato l'anno prima, si fa male in un contrasto, se non sbaglio, con Lanna, difensore della Sampdoria, subirà un grave infortunio alla gamba, alla caviglia, che lo metterà in pratica fuori gioco per l'intera stagione.
è una grave perdita per il Bari. Farina non ingrana, sta veramente giocando malissimo e spesso viene sostituito da Antonio Soda, eccolo qui, che è un bomber un po' più ruspante ma più efficace dell'australiano. L'unico che non delude è David Platt, che effettivamente è di un livello superiore probabilmente rispetto a tutti i suoi compagni. Il problema è che il Bari non riesce a vincere nessuna partita, perde anche delle partite che avrebbe dovuto vincere, scontri diretti contro il Verona che non sta andando bene, non vince mai il Bari. Dopo la sconfitta con la Juventus arriva l'esonero di Gaetano Salvemini e viene chiamato Boniek ad allenare il Bari. La storia di Boniek come allenatore è un po' particolare. Boniek aveva esordito come tecnico l'anno prima proprio in Puglia, a Lecce, retrocedendo con i giallorossi, lo ingaggia il Bari. Il suo esordio è del 6 ottobre 1991 alla sesta giornata ed è una partita anche particolare contro la Cremonese, finisce 0-0 e a far coraggio a Boniek e al Bari c'è perfino Lino Banfi, pugliese però grande tifoso della Roma, che apprezzava Boniek da calciatore. Eccolo qua, vedete l'attore Lino Banfi con Boniek. Tutti si aspettano finalmente la prima vittoria del Bari in campionato in casa contro la Cremonese, che non sta andando bene, che retrocederà senza praticamente mai lottare. Finisce invece 0-0, una partita molto brutta, molto noiosa. Il Bari insomma delude anche in quella giornata. Guardate qui, il peggiore, vi leggo quello che scrive il Corriere Sportivo, è Farina, che prende 4,5 in pagella. Ripetersi è noioso, ma questa sedicente punta e i voti bassi c'è abbonato. Contro la Cremonese lo hanno imitato in molti, ma l'italo-australiano si fa preferire per la continuità nel disastro. Direi un giudizio molto lodevole e onorevole per l'australiano, che di lì a poco farà le valigie e andrà in Inghilterra. Tra l'altro, a parte che non serve il sostegno di Banfi, Boniek non ingrana, il Bari non ingrana, arriva anche una pesante sconfitta nel derby contro il Foggia 4-1. I tifosi si aspettano quantomeno un regalo di Natale, che il Bari arrivi a vincere la prima partita in campionato, altro che Coppa UEFA. Qua salvarsi si capisce che sarà già un'impresa. Niente regalo di Natale, il Bari arriva a vincere la prima partita soltanto all'inizio del 1992, il 5 gennaio del 1992 arriva questo benedetto sospiro di sollievo. Eccolo qua, il Bari vince un'altra partita molto noiosa, 1-0 contro il Cagliari, decide proprio Soda all'82esimo. Eccola qui la prima vittoria in campionato del Bari, 91-92, una squadra che, vi ripeto, all'inizio doveva insomma, c'era la speranza che potesse lottare per arrivare a centro classifica e invece niente da fare, lotta per non retrocedere. Questo periodo qui di gennaio è il migliore di questa travagliata stagione dei pugliesi, perché arriva la vittoria per 2-1 nell'ultima giornata del girone d'andata contro la Roma, Bari-Roma 2-1, me la ricordo molto bene perché il Bari praticamente rimontò la Roma, capovolse la situazione vincendo 2-1 con doppietta di Platt, che veramente quasi da solo sta tenendo su i biancorossi. Roma in vantaggio con Feller al 16esimo, poi al 68esimo e all'89esimo arriva la doppietta dell'inglese che rimonta la Roma, ribalta la Roma e il Bari ha ancora qualche velleità, qualche speranza di salvezza. Del resto c'è tutto il girone di ritorno da giocare e in fondo la rosa è stata costruita per fare meglio di una semplice salvezza, e quindi tutti i tifosi si aspettano che prima o poi arrivi questa svolta, che potrebbe arrivare proprio grazie a questa prima sospirata vittoria contro il Cagliari e a questo 2-1 contro la Roma, che sembra proprio aver dato quella scossa dal punto di vista psicologico, che abbia sbloccato la squadra dal punto di vista psicologico. Il periodo non è male, perché il Bari fermerà anche sullo 0-0 la Juventus di Trapattoni qualche settimana dopo, e in primavera la squadra si scioglierà completamente, arriveranno
4 sconfitte consecutive che in pratica determineranno la retrocessione dei pugliesi. Non servirà la vittoria nel sabato di Pasqua 3-1 in casa del Genoa, perché il Bari poi perderà appunto 4 partite consecutive, tra l'altro perderà anche 3 delle ultime 4, finirà in Serie B. L'unico a salvarsi sarà proprio l'inglese David Platt con 11 gol. Appena 6 vittorie stagionali, ci si aspettava veramente tanto. Chiedersi perché sia retrocesso quel Bari è una domanda lecita, ma è una domanda a cui dare una risposta è molto complicato. Probabilmente troppe aspettative per una squadra che in fondo doveva salvarsi. Forse sarebbe stato più opportuno chiedere alla squadra di salvarsi e nulla più, e se le cose fossero andate bene poi ci sarebbe stato anche l'entusiasmo per fare qualcosa di più. Forse è stata un'annata sfortunata, forse anche l'infortunio di Joao Paulo ha determinato tanto in negativo di quella squadra. Fatto sta che quel Bari lì, dei 3 consecutivi in Serie A tra l'89, quindi 89-90, 90-91 e 91-92, era sulla carta il più forte, si è rivelato il peggiore di quel trittico di anni, e infatti l'unico a essere retrocesso in Serie B. Il Bari tornerà in Serie A 2 anni dopo, nel 94, e il 94-95 sì che sarà invece l'annata che i tifosi baresi si aspettavano in quel 91-92, che dalle grandi aspettative si è invece trasformato in un'annata davvero tragica sportivamente parlando, e finì in Serie B. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite i social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, iscrivetevi, è importante, lasciate like, commenti, tanto è sempre tutto gratis. A presto, ciao a tutti.